Grazie a tutti per essere venuti questa sera. Prima di parlare delle ragioni economiche, che tante, anche se magari i numeri precisi non li conoscono tutti sentiamo sulla pelle l'ingiustizia fiscale che subiamo ogni giorno in questo Stato italiano. Neppure dopo possiamo parlare anche di numeri aggregati che fanno venire la pelle dopo, è impossibile che come popolo veniamo sfruttati in queste dimensioni. Prima volevo fare un passo indietro perché sicuramente qua non è la prima volta che è stato fuori un partito territoriale che dice c'è un'ingiustizia che il mio popolo subisce e voglio difenderlo. E non è la prima volta che c'è un partito non italiano che si è radicato sul territorio che vuole difendere questi principi, la dignità del popolo veneto. E di fatto il Veneto Stato, che è nato solo poco più di un anno fa, non è la prima volta. Cioè, dobbiamo anche tener conto che noi come veneti abbiamo vissuto una trentina d'anni di delusioni politiche, perché è da più di 30 anni che ci sono delle realtà politiche che rappresentano i veneti, partendo dalla fine degli anni 70 con la Liga Veneta. Quindi ci tenevo, penso che sia importantissimo anche sottolineare perché Veneto Stato è completamente diverso. Beh, intanto il nome riassume tutto, perché Veneto Stato non c'è confusione in cosa è il nostro obiettivo, è di fare uno Stato completamente indipendente. Quindi questo magari era nelle idee di qualcuno in altri partiti, però non è mai stato detto in maniera così esplicita nel nome. Però l'altra cosa che è veramente molto importante per chi è deluso da anni e decenni di zero risultati, da gente che è stata mandata ad altre latitudini a rappresentare i veneti, l'altra differenza importante che ci tengo moltissimo a sottolineare è il nostro percorso. Cioè noi come percorso, puntando alla completa indipendenza politica, fare una cosa molto più ambiziosa, molto più, cioè come una grande sparata però sotto questo percorso c'è esattamente un'idea, un concetto che funziona perché è funzionato in altre realtà sia europee che a livello mondiale. Cioè, se guardiamo tutti questi anni di esperienza, di federalismo, statuto speciale, devolutions, e dopo federalismi fiscali, e dopo un fumogeno di aggettivi per confondere un po' le idee, alla fine quello che si domandava sempre, cioè, e qua sottolineo si domandava con il cappello in mano a Roma una riforma dello Stato italiano, perché volere lo statuto speciale è una riforma dello Stato italiano. Volere il federalismo, volere la devolution, volere qualsiasi altra cosa, queste sono tutte riforme dello Stato italiano. E per riformare lo Stato italiano, giustamente chi decide è il Parlamento italiano. Quindi erano tutte proposte, erano tutte idee, magari più moderate della completa indipendenza politica, però erano tutte proposte che domandavano col cappello in mano a Roma. Quindi, e dopo dobbiamo pensare, allora uno che mi propone manda me a Roma perché ti porterò allo Stato speciale, manda me che ti porterò al federalismo. E come fai? Cioè sono tutte proposte che richiedono come minimo una maggioranza nel Parlamento italiano, se non addirittura i 2/3 per alcuni tipi di riforme tipo il statuto speciale. Quindi stiamo parlando di proposte moderate finché si vuole, perché è più moderato parlare di autonomia che di dipendenza, però impossibile da mettere in pratica. Impossibile da mettere in pratica perché per avere una maggioranza nel Parlamento italiano ci vuole un 50% di voti a livello italiano. Quindi è come dire che, dopo parlando di numeri, alcune popolazioni, Veneti, la Lombardia e in misura minore Piemonte e l'Emilia Romagna, cioè quelli che contribuiscono
di più alle casse dello Stato italiano, tutte le altre regioni del proprio sogno rosso, cioè ricevono di più di quanto danno. Cioè una minoranza di questa popolazione, cioè dell'elettorato italiano, che spera, che crede di raggiungere una maggioranza nel Parlamento italiano. Io faccio sempre l'esempio dei 3 uomini in barca, no? Ci sono un esempio che si fa in scienze politiche, no? Ci sono 3 uomini in barca, uno rema e gli altri 2 prendono il sole. A un certo punto quello che rema dice: boh, basta, sono stufo, sono strano, tocca a qualcun altro. Gli altri 2 si svegliano e fanno: beh, benissimo, siamo in democrazia, possiamo rivotare a chi tocca remare. Il votore tocca sempre il solito. Quindi questa è la situazione del Parlamento italiano. Anche se in Veneto si dà l'80% di voti a un partito che propone l'autonomia, che propone lo statuto speciale, che propone il federalismo, anche se prendi l'80% in Veneto, l'80% in Lombardia, sarai sempre una minoranza nel Parlamento italiano. Quindi quello dell'autonomia non è un passo più moderato per dopo ambire all'indipendenza, è un vicolo cieco. È un vicolo cieco che si ferma a Roma. Quindi questo è cioè bisogna non solo dire sarebbe bello se ci fosse il federalismo nella Svizzera, è bello se fosse statuto speciale come il Trentino. Bisogna neanche guardare, vabbè, com'è che ci arrivi? Com'è che prendi la maggioranza dei voti? Cioè, avrai i parlamentari calabresi che dicono: no, io i 20 miliardi del Veneto non li voglio più, teneteli perché non è giusto. Bisogna essere realistici che questo è il mondo della politica, e qualsiasi strada, qualsiasi promessa che passa per Roma è fallimentare se non disonesta. Quindi, detto questo, uno dice: vabbè, allora arrendiamoci, perché se non si può ottenere nulla perché siamo una minoranza sfruttata, vabbè. Dopo però, come aveva giustamente detto l'Alessia, però se ci guardiamo intorno ci sono un sacco di paesi che riescono ad avere questo riscatto, che riescono a ottenere le proprie risorse, gestirlo nel proprio territorio, e tutto questo avviene in maniera pacifica, democratica e legale. Allora, invece di ascoltare quelli che ti dicono: aspetta, ci vuole pazienza, aspetta, votami, rivotami, ririvotami, che ci vuole tempo, così. Ci siamo guardati intorno, ci siamo guardati al di fuori dei confini dello Stato italiano e abbiamo visto che ci sono un sacco di paesi che ottengono la completa indipendenza politica secondo un diritto internazionale, con monitoraggio della comunità internazionale, e lo ottengono non con decenni di prove, di sacrificio, in poco tempo. Prima abbiamo fatto l'esempio della Slovenia. Il primo partito indipendentista sloveno è nato nel 1988. Nel 1991 la Slovenia è diventata indipendente. Cioè, questi sono avvenimenti che quando avvengono in maniera veloce, perché quando ci sono le condizioni, questo avviene, le cose possono muoversi in maniera veloce. Abbiamo visto, stavo commentando ieri sera, solo un anno di attività di Veneto Stato. Le prime volte che si andava in televisione era l'avvocato Alessio Morosin, qualcuno magari se lo ricorda, le prime volte Antena 3, cioè il conduttore stesso, neanche gli altri ospiti, l'hanno definito Alice nel Paese delle Meraviglie. Ieri sera all'Alessio era una trasmissione dove li ho contatti, erano praticamente tutti indipendentisti più o meno, a parte l'unico parlamentare che rappresentava lo status quo italiano, che era sto Panis, che si è trovato, penso, io non ho visto tutta la trasmissione, però avevamo per fortuna anche Pagliarini, che io fra l'altro ho conosciuto proprio la settimana prima a Brescia, che si aveva sposato completamente il percorso della completa indipendenza politica. Dopo addirittura anche Petrenò, che era quello non so di che partito, ecco, quello che è, e noi l'avevamo già sentito fuori onda parlare in altre trasmissioni con simpatia verso, però ieri sera proprio l'ha detto anche apertamente, insomma, quindi dopo addirittura c'era anche il generale dei Carabinieri che quando gli ha detto: no, ma guarda che anche tu sei in Veneto perché sei residente qua da 25 anni, allora anche lui gli andava bene questa storia di indipendenza. Quindi abbiamo avviato una valanga che sta
viaggiando più veloce del partito stesso. Quindi non bisogna pensare, pensiamo al muro di Berlino, un anno prima nessuno avrebbe detto che sarebbe cascato, però questi avvenimenti storici avvengono velocemente. Il pentapartito doveva esserci per sempre, lo stesso l'Unione Sovietica. Quando ci sono le condizioni, questi avvenimenti storici avvengono velocemente, anche grazie a delle finestre che si aprono e non stanno sempre aperte. Questo è un momento particolare perché lo Stato italiano è arrivato al capolinea, dopo spiegherò perché dal punto di vista dei conti pubblici, perché è un sistema che non può reggere, quindi magari puoi tirare un osso, dura qualche anno in più, però è arrivato alla fine perché è un sistema instabile proprio su come costruire. Quindi ci siamo guardati attorno e abbiamo visto che tutti questi paesi diventano indipendenti. Adesso ho visto che avete un libretto, non so se ci sono i 3 punti cardini di Veneto Stato che ho in questo volantino, però ha detto, com'è possibile che altre realtà, sia in Europa che nel mondo, diventano indipendenti in maniera democratica e in maniera legale? Com'è possibile farlo senza andare con i cappelli in mano a domandare permesso al Parlamento italiano? Allora abbiamo scoperto che lo Stato italiano stesso nel 1977 approva proprio come legge il patto di New York, che era stato firmato da tutti gli altri dalla maggior parte degli altri paesi delle Nazioni Unite ben 10 anni prima, nel 1967. E cosa dice questo patto di New York? Il patto di New York dice che, me lo sono dimenticato di dire, insomma riconosce il diritto di autodeterminazione, il diritto di indipendenza di un popolo, cioè che un popolo non deve domandare a qualcun altro il permesso di essere libero, lo decide il popolo stesso. Cioè non siamo vacche, non viviamo in un sistema feudale, non abbiamo un padrone, non siamo proprietà dello Stato italiano. Siamo noi stessi che abbiamo il diritto di decidere. Questo è un diritto riconosciuto dalle Nazioni Unite e dallo Stato italiano stesso, con la legge 881 del 1977. Dopo qua ci parla in questa legge di popolo, e dice, beh vabbè, ma popolo, noi siamo un popolo. E sempre, vabbè che abbiamo una storia millenaria, quindi anche se non ci fosse scritto da nessuna parte, nessuno può contraddire il fatto che i Veneti sono un popolo, perché 1100 anni di storia della Serenissima, per non parlare, qua se notiamo, quando veniamo qua vediamo che le strade sono angolo retto, non è un caso, penso che chi vive qua lo sa benissimo che i Veneti hanno una storia anche precedente all'impero romano, quindi non voglio parlare di storia e di cultura, ma penso che sia soldato con tutti che i Veneti costituiscono un popolo, e se ci fosse qualche dubbio lo riconosce anche lo Stato italiano stesso, perché con la legge 340 del 1971 lo Stato italiano riconosce i Veneti come popolo. Quindi lo Stato italiano stesso ci riconosce come popolo e lo Stato italiano stesso dice che i popoli hanno il diritto di autodeterminazione, cioè che sta ai Veneti decidere se vogliono essere indipendenti oppure no. Quindi queste erano cose già assodate negli anni 70. Allora dice, vabbè, ma se erano già negli anni 70 perché altri partiti tipo la Lega, eccetera, eccetera, perché non ci sono arrivati prima, perché dovevamo aspettare sti qua che arrivano l'anno scorso e costituiscono e facciamo indipendenti? Qua c'è qualcosa che non fa. E difatti una delle contraddizioni dello Stato italiano stesso è che mentre ti concedevano il diritto, dicevano però se lo eserciti ti mettiamo in prigione. Questa è una cosa del codice RO, un retaggio del fascismo, che appunto c'era rimasta quella legge che diceva se attenti all'unità dello Stato italiano, allora insomma, c'è come pena del gas.
2006 è successo che la Turchia voleva entrare nell'Unione Europea, quindi tanti stati dell'Unione Europea volevano che entrasse la Turchia, hanno guardato tutte le legislazioni civili che c'è la Turchia, e uno di questi dice: non possiamo avervi dentro perché avete delle leggi che fanno schifo, perché voi non riconoscete il diritto di espressione dei curdi e li punite con 15 anni di galera se loro solo esprimono il concetto di un kurdistan libero e indipendente. Quindi voi siete amano i turchi, non vi vogliamo dire. E i turchi hanno detto: sì, però noi diamo 15 anni di galera, voi avete dentro uno Stato che dà l'ergastolo se uno esprime la propria opinione a riguardo. Quindi nel 2006, con la legge 85, sotto pressione dell'Unione Europea, lo Stato italiano è stato costretto anche a togliere quell'ultimo ostacolo che permetteva a noi veneti di poter trovarci per Sassari, di andare a parlare in televisione, di fare manifestazioni, di esprimere questa nostra volontà per fare un nostro Stato completamente indipendente. Quindi infatti poco dopo sono nati i primi partiti e un anno fa è stato fondato Veneto Stato, che in 12-13 mesi di attività è decuplicato il numero di iscritti, ma non solo, perché anche di simpatizzanti. Ormai è una realtà presente nel territorio e insomma non c'è dubbio che, avendo la strada spianata dal punto di vista legale, potendo parlare, le ragioni per farlo sono alla portata di tutti, perché cioè se proviamo solo a pensare, no? Che noi, mettendo tutti quanti assieme, cioè come Regione Veneto paghiamo 70 miliardi di euro di tasse all'anno, quindi se mettiamo assieme tutti i 4-5 milioni di veneti, paghiamo 70 miliardi di euro di tasse all'anno. Di questi 70 miliardi di tasse che paghiamo, solo 9 miliardi tornano alla Regione Veneto. Paghiamo 70, riceviamo 9. Dopo mettici dentro tutte le province, tutti i comuni, sono altri 6 miliardi. Quindi solo questo per capire quanto centralista è questo Stato. Cioè dei 70 miliardi che noi paghiamo di tasse, solo 9 più 6, 15 miliardi vengono gestiti da amministrazioni venete. Dopo, per carità, anche le amministrazioni venete sono tutte deficienti, vogliamo, però almeno sappiamo che quelli lì sono soldi che ci amministriamo noi stessi. Paghi 70, ricevi dietro 15, cioè non c'è Stato più centralista di questo. E dopo si domandano come siamo gli ultimi in crescita. Dopo però ti dicono però tanti servizi che gli dà lo Stato italiano direttamente, le pensioni, la difesa, eccetera, eccetera. E il Ministero del Tesoro ci fa anche la gentilezza di calcolare quanto ci dà indietro di servizi. Infatti lo calcolo e viene fuori, mettendo dentro tutto, addirittura anche gli interessi sul debito che noi non abbiamo accumulato. Mettono a un'altra trentina di miliardi, questi sono conti loro. Quindi vabbè, ci dai 15 da amministrare, altri 30-35 dici che ce li dai come altri servizi generali, arriviamo a 50. Cioè abbiamo pagato 70 ogni anno e secondo i tuoi conti stessi ci dai indietro ogni anno 50. Cioè non stiamo parlando di lire o di bagigi, stiamo parlando di miliardi di euro, quindi ogni anno mancano alle tasche dei cittadini veneti 20 miliardi, che sono o tasse in più o servizi in meno che riceviamo. Cioè tanto per avere 20 miliardi pare una cosa, siamo neanche 5 milioni di abitanti. Quindi qua stiamo parlando di 20 miliardi diviso 5 milioni di abitanti, stiamo parlando di 4.000 euro a testa. Ogni anno. Qua dentro quanti siamo? Io li ho contati a 125. Quindi solo in questa sala qua 4.000 per 125
quant'è che fa? 4.000, 500, mezzo milione, solo qua dentro, ogni anno. Cioè con mezzo milione all'anno qualcosa che si potrebbe fare. Cioè ogni anno qua in questa sala veniamo derubati di mezzo milione. Chi c'era Mattia? Sì, un chiaro di dire, vabbè, no. Come fai mai? Comunque sono sempre cose. Io quando lo racconto a qualche collega straniero dico no, guarda, questi sono i numeri, ti do il sito web dove li ho presi, dico no, è impossibile perché neanche gli stati africani venivano depredati durante il colonialismo, venivano depredati in questa maniera. Non è possibile che ci sia un popolo che non fa niente di fronte a un'ingiustizia di questi livelli. Io penso, io, mia moglie e 3 figli, siamo in 5, 4.000 a testa sono 20.000 euro all'anno. Cioè in 10 anni sono 200.000 euro. Cioè io ogni 10 anni mi regalo una casa allo Stato italiano. E questo tutte le famiglie, ogni famiglia veneta, preso poco, ogni 10 anni gli regalo una casa, un appartamento allo Stato italiano. Quindi queste sono le risorse che noi veneti possiamo avere se decidiamo di fare massa critica per diventare uno Stato indipendente. Questo io ho parlato di numeri aggregati, però siamo andati, forse quello che c'è nel tuo libretto che devo ancora vedere, però siamo andati anche a vedere, vabbè, se diventiamo uno Stato indipendente, com'è che ci gestiamo queste risorse? Perché avremo il problema contrario che adesso ha Mario Monti, che non sa dove tirare fuori i soldi per vedere il pubblico. Cioè noi avremo il problema di non sapere come spendere tutte queste risorse, perché 20 miliardi da spendere ogni anno sono tanti. Cioè abbiamo guardato, allora riduci l'IVA, portalo giù dal 21% al 10%, riduci l'IRPEF, portala piatta per tutti il 20%, perché di più non puoi, perché sennò crei l'inflazione, quindi devi fare una cosa graduale. Contributi sociali, riduci adesso praticamente invece di pagare 600 per impiegato per operaio, portali giù a 300. Comunque ci rimanevano 6-7 miliardi da spendere e allora aumenta la spesa sulla sanità del 30%, aumenta la spesa sulla sicurezza del 20%, aumenta la spesa sull'istruzione del 30%, sono tutti i calcoli che abbiamo fatto per vedere come se riusciamo a spenderli tutti. Dopo aumenta le pensioni, perché proprio c'è tutto. E dopo finivamo comunque in surplus che ci toccava comunque andare a comprare i titoli di Stato italiano come opera di beneficenza, perché questi sono i numeri che abbiamo. Cioè come Stato indipendente avremo tutto per fare, abbiamo fatto i calcoli anche non solo a livello macro ma anche come dal punto di vista dell'operaio, dell'impiegato, come mai c'è così tanta disoccupazione, come mai non si riesce un datore di lavoro non ci pensa neanche assolutamente di assumere qualcuno? Perché se guardiamo e ci paragoniamo al resto dell'Europa, assumere in Italia è la cosa più costosa rispetto al resto dell'Europa. Cioè, per assumere un operaio, un impiegato che in netto prende 1.000-1.200 euro al mese, alla ditta, all'azienda gli costa 2.500-2.700 al mese, perché l'operaio vede in busta paga un lordo di 1.900, dopo paga le sue tasse, paga il suo 27%, quello che è, altri battelli vari, da 1.900 arriva a 1.200 se li va bene. Questi sono i numeri medi. Però all'azienda non gli costa 1.900, deve anche mettere i contributi sociali, che sono una tassa su quel lavoratore, che però non si vuole far vedere al lavoratore, quindi deve pagare il datore di lavoro. Quindi gli costa 2.700. Quindi anche solo guardando come si potrebbe riformulare il sistema fiscale in un Veneto Stato indipendente.
Si potrebbe abbassare il costo del lavoro sotto la media europea, quindi a un datore di lavoro gli costa a 2.100-2.200 al mese, e all'operaio, all'impiegato invece di 1.000-1.200 gli rimane in tasca netto 1.700, cioè è un aumento del 50%, un aumento del 50% del reddito mensile, per poi andare a fare la spesa e avere lo sconto del 10% in più, perché se porti l'IVA del 20% al 10% ci risparmi. Come? Vabbè, quello che è, vabbè, per mangiare no, però per tutto il resto, se devo comprare un computer, una macchina, un elettrodomestico, c'è che le spese grosse. Anche per i libri no, se ne manco, però quindi queste sono le... Dopo ci sono un sacco di apprensioni, perché siamo abituati, praticamente siamo abituati talmente che lo Stato deve fare tutto, che io ho avuto alcune conversazioni con una pensionata che non riuscivo a capire cos'era, cioè gli piaceva tutto, sì, qua e là, però diceva io come pensionata non posso, e non riuscivo a capire perché. Dopo alla fine ho capito che questa pensionata, che aveva lavorato non so 35 anni, che aveva dato tutti questi contributi, pensava che l'INPS a Roma avesse una grande cassaforte con tutti i suoi contributi di 35 anni, che dice: a me piacerebbe l'indipendenza del Veneto, però io non posso perché hanno in ostaggio tutti i miei soldi. Queste sono cose che ti fanno pensare che non sono assolutamente vero, perché come sono gestite le pensioni nello Stato italiano? Tu appena gli dai un contributo come lavoratore, questi lo spendono tutto. Esatto, cioè non c'è neanche accordo. Loro le tasse pensionali le pagano con i contributi dei lavoratori, dei giovani oggi. Quindi non c'è niente che hanno stato segnano di pagare la pensione. La pensione agli anziani veneti vengono assicurate dai lavoratori, dei giovani veneti. Quindi bisogna stimolare il lavoro per appunto abbassare i costi del lavoro, per appunto avere queste risorse per garantire la pensione ai nostri anziani e a noi stessi, insomma anche quelli della mia generazione. E fatalità, guardando sempre tutti i numeri a livello regionale, la stragrande maggioranza delle regioni italiane dal punto di vista di pensioni e contributi sociali è in rosso, cioè pagano più in pensione di quanto arrivano come contributi dei lavoratori italiani. L'unica regione, o una delle due, adesso non ricordo qual è l'altra, che va in pari su questo, cioè che ha abbastanza entrate dai lavoratori veneti per pagare i pensionati veneti, l'ho già detto, è la regione. Sì, no, questa è una delle cose. Dopo tanti si crea un problema perché pensano all'indipendenza come una cosa, non so, le dogane, le frontiere, cioè come pensano adesso diventiamo come l'Albania comunista, cioè basta così. Qua stiamo parlando cioè siamo nell'Unione Europea, abbiamo un retaggio storico della Serenissima che è diventato un gioiello di città perché commerciava con tutto il mondo, quindi sta proprio nel nostro DNA essere aperti al commercio con altri paesi, cioè non pensiamo assolutamente di mettere le frontiere con l'Italia, cioè al supermercato vicino a casa ci saranno sempre le arance siciliane, però anche quelli catalani sono, perché poi ci sono anche diverse cose che si possono anche aprire ad altri mercati. Le vacanze si andrà sempre a farle in Puglia, in Calabria, dove si vuole. C'è l'unica differenza che quando si viene su da Bologna, si passa un po', arriverà un SMS della Vodafone che dice benvenuto in Vodafone Veneto. Però lo Stato vengono aggiunte tante cose emotive, lo Stato come posso lasciare quella scena amorosa, lo Stato è semplicemente una cosa dove noi paghiamo per un servizio con le tasse e riceviamo e pretendiamo un servizio indietro.
Cioè, quello lo Stato non è altro, non è la nazione, lo Stato semplicemente deve offrire un servizio per quello che paghiamo. E noi paghiamo un livello di tasse che è a livello di Svezia, Danimarca, cioè a livelli scandinavi. La pressione fiscale in Italia è la più alta al mondo, è la più alta. L'ultima manovra fatta in agosto ha sorpassato la Svezia, ha sorpassato la Danimarca. Nessuna popolazione al mondo viene tassata più degli italiani. E dopo riceviamo dei servizi d'Albania. Dopo vuoi andare all'ospedale, devi pagare il ticket e tutto, così non hai servizi. E le mandi le bambine a scuola per portarsi le carte igieniche, il sapone, tutto. Cioè, paghiamo più di tutti e riceviamo dei servizi che sono, anzi, neanche d'Albania, perché c'ho il bar sotto casa che è albanese, mi ha detto no, guarda, adesso tutto asfaltato, tutto nuovo, così insomma. Allora, mica sono in Albania 8 anni fa, non c'era così. Adesso mi ha detto che fa il progresso. Ah, ok, allora mi confermi quello che mi ha detto il barista. E quindi adesso, 20 anni fa, erano loro che venivano qua. Adesso per poco, magari in Albania no ancora, però in Slovenia ci è toccato fare una corriera di risparmiatori che andava là perché sembrava, cioè anche solo come i costi delle banche così conveniva, insomma, cioè, non è che ci vuole chissà cosa per vivere meglio. E qui semplicemente stiamo facendo il discorso di voler vivere meglio. Quindi per fortuna adesso una scelta c'è, ha un nome spessissimo che si chiama Veneto Stato e non occorre fare chissà che atti di coraggio, così, basta semplicemente avere dei rappresentanti istituzionali che siano onesti, sindaci, presidenti di provincia, presidenti di regione, che vengono eletti sotto questo nome, perché questo è un programma Veneto Stato, è un programma di 2 parole. Cioè uno che viene eletto con questa cosa qua non ha da aggiustare i lampioni, fare altro, deve domandare alla comunità internazionale un monitoraggio per un referendum che indica l'indipendenza del Veneto. Basta.